tema è: possiamo ancora sopravvivere con una tassazione media dello 68,5% contro una media europea del 46%? No, perché i nostri imprenditori sono degli autentici eroi. Perché uno che resta sul mercato con 68,5, con 22 punti in più rispetto al collega tedesco, vuol dire che è uno che ha le palle. Quindi i veri imprenditori ce li abbiamo noi veneti e mandiamo ogni anno 21 miliardi di tasse a Roma. Non dobbiamo più mandare tasse a Roma, questo è il tema. Annuncio che presenteremo una soluzione nelle prossime settimane, sicuramente prima di andare a votare. Però è altrettanto vero che abbiamo 2 referendum approvati non dal Circolo delle Ombre, dal Consiglio regionale del Veneto, uno per l'indipendenza e uno per l'autonomia. Fra l'altro vorrei dire che questi 2 referendum non è che si cannibalizzano, perché solo un disinformato può venirvi a dire che l'indipendenza non c'entra nulla con l'autonomia. L'indipendenza non c'entra nulla con l'autonomia. L'autonomia è Trento e Bolzano, per capirsi. Indipendenza vuol dire prendere il Veneto e si stacca dall'Italia. Però, occhio, che le 2 cose comunque stanno, e vi spiego perché. L'unico paese che ha esercitato il diritto referendario di andare a fare referendum sulla indipendenza è stata la Scozia. Tutto il resto sono chiacchiere quando vi vengono a raccontare della Catalogna. Balle, perché la Catalogna non ha mai fatto referendum. Bene, la Scozia sapete cosa ha fatto? 300 anni di storia di richiesta indipendentista. Ha fatto l'autonomia, la devolution come la chiamano loro, e poi ha avviato il progetto per chiedere l'indipendenza, negoziando il progetto. Ma perché? Perché se tu lo chiedi da regione a statuto ordinario c'hai una forza rispetto allo Stato centrale. Se lo chiedi già da autonomo, vi spiego, è più facile che rompano le palle Trento e Bolzano o il Veneto rispetto a Roma? È più facile che rompano le palle quelli che hanno 9 decimi delle tasse a casa loro. Tanto è vero che decidono ogni volta quello che vogliono fare. Allora è per questo che dico, noi abbiamo questi 2 referendum e io ho il mandato del Consiglio di farli fare, e quindi per questo motivo ci batteremo. Il governo Renzi ce li ha impugnati tutti e 2, per cui io dico andiamo avanti, cerchiamo di portarli avanti fino in fondo, ma nel rispetto di tutti i cittadini.